Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Siamo sempre con la mod Minor Faction Revenge. Allora, vi voglio aggiornare un po' su quello che è successo negli ultimi turni. Questi sono esclusivamente dei turni di assestamento. Avete visto la rivolta degli ultimi mesi per quanto riguarda i ribelli napoletani. Comunque c'è stata una seconda rivolta che sono riuscito a fermare. Le nostre truppe sono state messe a dura prova. Infatti, come potete vedere, sono riuscito a fermare i ribelli, però ho perso parecchi uomini. Sono state semplicemente battaglie automatiche. Eravamo tipo 1800 contro 600, 500 e così via. Il fatto interessante è che sono riuscito a farmi dare una ricerca da una regione che adesso non mi ricordo, da uno stato che non mi ricordo, ma sono riuscito a costruire il grande arsenale sia a Napoli che a Roma. E sono riuscito a reclutare, come potete vedere, l'artiglieria a piedi con obice da 12 libbre, interessantissima, per riuscire a distruggere Venezia, quindi riuscire a fare una breccia in quelle mura. Ho reclutato nuovi uomini come la Guardia del Re per intraprendere quindi una nuova battaglia. Sto reclutando delle unità interessanti come i veterani di guerra. Siccome ho costruito l'ospedale militare, eccolo qui, a nord, vicino Firenze, sono riuscito a reclutare questi nuovi uomini che sono appunto i veterani di guerra. L'ospedale militare ci ha concesso, facciamo un piccolo ripasso, nuovi punti in più per quanto riguarda il ceto più basso. Mentre a Napoli il ceto più basso è riuscito a guadagnare adesso 8 punti nonostante i soldati. Quindi il vento di riforma è sceso da 15 a 8 e siamo per adesso in attesa della nuova città. Quindi il problema dell'ordine pubblico è risolto per il momento. Per quanto riguarda la nostra marina completa, abbiamo ben 3, 6, 8 navi che potrebbero davvero aiutarci nel conflitto a fuoco con Venezia. Intanto stiamo sempre controllando il nostro commercio, 6630 per quanto riguarda le nostre rotte commerciali. Possiamo adesso andare avanti e vedere cosa accadrà nel prossimo turno. Allora ragazzi, ho visto che questa serie andando avanti sta piacendo, diciamo, sempre a, diciamo, una piccola cerchia di coloro che adorano i Total War. Altri vogliono, non so, SimCity, giochi gestionali, altri, non so, nuovi titoli. Però per adesso mi sto concentrando su questo gioco. Vediamo un po'. Per quanto riguarda qualche nuova serie, forse farò Total War Warhammer, ma più avanti. Vediamo un po' se con i saldi Steam scende di prezzo, perché ancora costa 50 euro e vorrei che scendesse un pochettino. Ancora costa parecchio. Vediamo se con i saldi riesce a scendere di un 20%. Allora forse sì, ma ancora a prezzo pieno non lo voglio prendere. Quindi vorrei fare Total War Warhammer, ma in un futuro, perché lo sto guardando meglio adesso su YouTube tramite dei gameplay. Vedo che è fatto bene, è carino, è qualcosa di nuovo, una ventata nuova. Quindi vorrei provarlo, ma ancora adesso costa 59, mi sembra 55, così. No, quando scende un po' di più lo prendo, perché altrimenti è troppo caro. Un porto di questa regione non si è Allora, ancora a sviluppato. Taranto abbiamo fatto qualcosa. Intanto il programma militare è stato sviluppato. Un nuovo gentiluomo a Napoli, benissimo. Un nuovo gentiluomo da portare nella nostra La cittadina. ricerca consente di scoprire Volevo dire nella nuove nostra sofisticate un attimo, nella nostra università moderna, che è stata migliorata, che possiamo riparare in un turno, perché a causa dei ribelli è stata danneggiata leggermente. Abbiamo speso tutti i soldi per questo. Intanto qui c'è questo porto che potrebbe essere migliorato. Abbiamo reclutato, ragazzi, delle nuove unità e il nuovo grande arsenale è stato ultimato anche a Napoli, credo. Vediamo un po', sì. Adesso, con queste unità, ecco, guardiamo un po' il nostro esercito che tenterà l'invasione di Venezia. Allora abbiamo un generale, Alessio Spinelli, abbiamo 2 unità di cavalleria che si stanno riprendendo, abbiamo 2 unità di picchieri, abbastanza, come dire, preparate in battaglia, hanno qualche punto di esperienza, fanteria di linea che si sta riprendendo, qualche brigante, i nuovi veterani di guerra, quindi un esercito molto misto, fanteria espatriata, però che tutto sommato ci può dare davvero una mano. Queste unità di rinforzo le possiamo principalmente mandare a nord insieme a a un paio di uomini di questo esercito, che possiamo già aiutare con qualche soldino. Benissimo. E ragazzi, un attimino passiamo il turno, torno subito. E allora ragazzi, siamo riusciti finalmente a recuperare la nostra Università dell'Aquila. Perfetto. A Bologna abbiamo l'università classica per il momento, all'Aquila è migliorata come potete vedere. Allora, andiamo all'interno della ricerca. Cosa stiamo facendo? All'Aquila
Dobbiamo completare l'orologio longitudinale. Lo finiamo oppure no? Io direi di finirlo e dopo dedicarci a qualche altra cosa. Per esempio continuare le nostre ricerche in ambito culturale. Allora, l'umanesimo secolare da meno 50% scondento religioso, accademia reale, 5 punti il turno ricchezza, meno 1 felicità. La cittadinanza invece 5 punti in più alla ricchezza, meno 500 il costo di reclutamento, meno 2 di felicità. No, decide inferiore, no, per adesso no. Il debito nazionale l'avevamo già visto, ci aiuta a livello economico, ricchezza della regione, mentre questo, ricchezza delle nazioni, 15% di entrate fiscali nelle rotte commerciali, questo potrebbe essere molto interessante. 6 per turno, prestigio nazionale, evento di riforma, mentre poi c'è l'ospedale militare che ovviamente ci dà più recupero in battaglia, potete vedere, guardate, possibilità di recupero delle perdite in battaglia, e le ambulanze in campo, 12% alle possibilità di recupero in battaglia, e quindi ci possono aiutare parecchio. L'arruolamento di leva, va bene questo qui, quindi ci concentreremo su questo dopo aver finito questa ricerca, mentre a Bologna cercheremo immediatamente il proiettile incendiario e poi razzi esplosivi, tutta questa roba che ci aiuterà negli assedi. Allora ragazzi, qui adesso possiamo sicuramente ripristinare tutto l'esercito con i nuovi soldi che abbiamo, che ho fatto, i nuovi soldi che abbiamo disponibili, vediamo un po'. Ok, andiamo a recuperare tutto, perfetto. Benissimo, recuperiamo anche qua. E adesso ragazzi passiamo il turno. Anzi salviamo prima, passiamo un attimo il turno e vediamo un pochettino quello che accadrà. Allora ragazzi, stavo passando il turno e la Francia ci ha offerto un trattato di pace. Però vi voglio solo fare notare una cosa, che quando abbiamo iniziato la campagna la Francia aveva una potenza terrificante, una ricchezza non abbondante ma spaventosa. Cioè era sicuramente superiore alla nostra. Noi adesso abbiamo una potenza forte a livello militare e una ricchezza abbondante, quindi siamo a livello della Francia. Pensate un po' quanto siamo cresciuti in questi 16 anni. Quindi possiamo controbattere, ottenere una controfferta e farci dare qualcosa. Per esempio, vediamo un po' se ci possono dare gli strumenti di misurazione. Possiamo strapparglieli, vediamo. Ah no, adesso loro vogliono 3 tecnologie. No, io faccio una controfferta. No. E allora vediamo solo un trattato di pace. No, adesso vogliono pure un'alleanza militare. Guardate un po', da guerra ad alleanza, gli dobbiamo dare il contratto sociale, il tributo. Facciamo così, voi mi date, facciamo questa cosa, ma mi date anche una regione voi. Con un'altra nazione. No, ecco. Vi immaginate ci danno una regione in America? Louisiana Superiore, Terranova, qua cosa c'è? Acadia, vabbè, facciamo così, ma non penso ce la daranno mai. Proviamo Acadia, ragazzi, vediamo se ci danno una regione del genere. Ok, trattato di pace, ok, alleanza militare, ok, vi do il contratto sociale, vi do 210, ma voi mi date anche una regione, vi immaginate? Ah, ok, allora non mi rompete le scatole, andatevene via. Ok, non mi interessa, tanto io ho 2 flotte mostruose e non mi date nessun fastidio. Se volete fare la pace con me mi dovete dare qualcosa. Loro in Europa hanno perso tutto, hanno solo il territorio francese, non hanno altri possedimenti, quindi la Corsica l'hanno persa. Hanno solo quei possedimenti lì in America. Infatti avete visto in Europa non ci possono dare nient'altro, niente proprio, non hanno neanche la Corsica. Quindi sono molto lontani anche da noi. Tra l'Italia e la Francia c'è lo stato di Genova, c'è anche lo stato dei Savoia, quindi non ci possono dare fastidio, solo a livello marino, ma niente di che. Io per adesso la pace non la voglio fare con loro, perché ogni tanto riesco a depredare qualcosa e mi fa comodo. Comunque, anche perché quando gliel'ho chiesta io non l'hanno voluta, mi hanno fatto impazzire, quindi niente, la lasciamo così. Allora adesso ragazzi, quest'oggi vediamo se possiamo giocare un assedio bellissimo, un assedio di Venezia. I barbari sono nostri amici, ormai non ci danno problemi. I pirati. Allora, abbiamo fatto quello che ci serviva a livello di ricerca, quindi adesso all'Aquila abbiamo detto che ricercheremo la ricchezza delle nazioni. Ci interessa tantissimo per consolidare la nostra economia. Adesso qua non possiamo ancora fare quello che ci interessava. Vediamo se possiamo migliorare, ecco, la squadra di addestramento. Possiamo farla anche a Roma per reclutare cosa in più. Ci dà la possibilità di reclutare
Ecco le guardie italiane, i dragoni, combattenti, va bene. Per il momento, perché l'esercito è così... Che cos'ha che non va? Ci sono 5 uomini che non vanno. Sì, qua sono tutti a posto. 180, 45, 105. Ok. In attesa di ordine. Allora ragazzi, io che cosa voglio fare adesso? Voglio innanzitutto portare la marina qua in alto. Piegare le vele. Spiegare le vele. Non la voglio potenziare più di tanto. Voglio potenziare più un po' l'esercito, perché dobbiamo prendere la città. Quindi allora vediamo un po', ragioniamo un po'. Io ora vorrei fare magari un secondo esercito di aiuto. Per esempio fanteria di linea, fanteria di linea, fanteria di linea, fanteria di linea e picchieri. Questi in un turno saranno pronti e uniti a questi cercheranno di darci una mano. Allora, proviamo a uscire dalla città per dare un'occhiata all'ordine pubblico, che già dà un po' di problemi. Mettiamo una cavalleria in città, non aiuta. Due cavallerie, due uomini, niente, purtroppo sti ribelli. Ecco, ribelli a Napoli anche, sempre vento di riforme. Adesso siamo nuovamente a 15 punti. Non ci danno tregua questi maledetti ribelli, perché vogliono la Repubblica. Io non posso metterla perché noi siamo nati come... ecco, la popolarità del governo, potete vedere, è appena superiore alla norma, quindi non è che ci dà molto aiuto. Quindi ragazzi, abbiamo dei problemi da questo punto di vista. La nostra marina la possiamo portare un po' più avanti e basta così. A livello qua siamo a posto. Niente, l'avete visto, il problema è questo principalmente, è che l'ordine pubblico, cioè queste persone, cioè non è loro che ce l'hanno con noi, perché perché pure Napoli, cioè Napoli era la nostra capitale e abbiamo i ceti inferiori che si lamentano, ma non tanto per le tasse. Eila, attenzione, facciamo una nuova battagliona qui. Non tanto per le tasse, ma si lamentano proprio perché non vogliono questa forma di governo, cioè vogliono la Repubblica. Infatti il problema sono le riforme, vogliono una nuova ondata di riforme. Potremmo allearci con l'Austria, dare all'orologio longitudinale la ramatura, potrebbe essere molto interessante. E il proiettile incendiario, io accetto ragazzi, mi alleo con l'Austria e ottengo il proiettile incendiario che tanto volevamo, e adesso possiamo direttamente lanciarci con la ricerca verso qualche altra cosa. Io purtroppo, se avessi la possibilità di cambiare la forma di governo, la cambierei tranquillamente, ma nati come una monarchia non possiamo cambiare, perché non c'è neanche il tasto per farlo, quindi non lo so come si fa e non credo che si possa fare. Quindi l'unica cosa interessante potrebbe essere quella di lasciar vincere i ribelli, si prendono le città e noi diventiamo i ribelli e finisce lì. Perché pure a me piacerebbe avere la bandiera italiana, però non lo so come si deve fare tutto questo procedimento. Allora, vediamo cosa succede. Qua si stanno un po', come dire, si sono un po' tranquillizzati. Qua possiamo intanto, no, generali non ne promuoviamo perché non ho i soldi per farlo. Questo esercito deve rimanere qua dentro. Allora, a Roma abbiamo messo un paio di unità in più di rinforzo. Qua, ma che c'è ancora? Questi 5 picchieri, tutto questo traffico. Allora, qui dentro per mantenere l'ordine ci servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unità. Quindi io ne dovrei reclutare altre 7 da portarmi su. 1, 2, 3, che ora le faccio immediatamente per portarmele su. Vediamo un po'. Politiche, va bene. Potrei addirittura, cos'è che va adesso qua a livello di commercio? Lavori è sceso parecchio, vanno le spezie. Potremmo creare una nuova rotta commerciale, però io... Allora, giusto, a livello di ricerca Bologna è ferma. Abbiamo ricercato il proiettile incendiario e adesso possiamo lanciarci in qualche altra cosa. Per esempio in questo ospedale militare potrebbe essere molto utile, o addirittura in queste... No, ma queste non mi interessano per il momento. L'ospedale militare è utile per le guerre. Allora, marciamo ragazzi. Ma qua sono parecchi, questo sarà un assedio mostruoso. Avanziamo verso Venezia ragazzi. Ancora non abbiamo dichiarato guerra, ma ci prepariamo. Qui abbiamo una bella marina che non è molto non è come quella di Venezia, però abbiamo ottime navi che potrebbero dare fastidio insieme a quelle di Genova. E ragazzi, si salva in questo istante la partita. Sovrascriviamo. Abbiamo un nuovo tratto per un nostro uomo qui, perfetto. Allora,
Pronti ragazzi, il prossimo turno dichiareremo guerra a Venezia e c'è pure l'Austria qui che potrebbe darci una mano. Sono un po' chiusi tra genovesi, austriaci e italiani. Allora, andiamo avanti, il prossimo turno interessantissimo, abbiamo gli obbici da 12 libre, appena adesso reclutati, che non hanno mai sparato in vita loro, li spareranno immediatamente a Venezia, accenderanno le micce a 1000-2000 metri di distanza dalle mura di Venezia, che sono a stella, quindi essendo a stella è più difficile fare breccia perché sono fortificate in maniera... Allora, la Francia un altro trattato di pace, la stagionatura, vabbè, io ve la do la stagionatura, ma voi mi date anche qualche altra cosa, voi mi date le riforme marittime, che ne dite? No, io vi do pure la stagionatura, guardate quanto siamo più avanti della Francia. Allora, stagionatura. Volevate allora, trattato di pace, dov'è la stagionatura? Eccola qua, dov'era? Stagionatura e poi mi date questo. Siamo a posto? Volete che vi do anche un po' di soldi? Offri pagamento? Facciamo 242. Stagionatura. È loro sempre che mettono le mani avanti. No, niente. Austriaci, nostri alleati. Vediamo un po' le cose. È sbagliato scegliere l'obiettivo prima di iniziare la campagna. L'obiettivo dovrebbe essere scelto in funzione a quello che succede in battaglia. Cioè io posso decidere cosa fare col passare del tempo. Per esempio, all'inizio mi do un obiettivo temporaneo. Ok, voglio fare questo, ma se poi le cose cambiano, non è che posso seguire sempre. Per esempio adesso siamo alleati da più di 10 anni con Genova. Non possiamo dichiarargli guerra e conquistarli. Oppure, ora abbiamo siglato un'amicizia con gli austriaci, non possiamo dichiarare guerra e conquistare il nord, ma possiamo conquistare il sud, il Nord Africa, la Spagna, la Francia. Ovviamente, a livello territoriale, ritorneremo sempre a quell'estensione di terre, però conquisteremo altri popoli. Ecco, questo potrebbe essere interessante da pensare. Comunque, andiamo un po' velocemente adesso, dai, perché voglio giocare questo assedio di Venezia, che è molto complicato perché gioca inferiorità numerica. E adesso la Russia non ci interessa, voglio provare questi obbici, voglio sentire il suono di questi cannoni. Vediamo un po', Hannover, Portogallo, Venezia. Venezia non si aspetta completamente l'attacco da parte nostra perché non gli abbiamo mai parlato, quindi... Grazie al commercio, il tuo paese potrebbe avere... Commercio, Sì, potremmo intraprendere delle nuove rotte commerciali, per esempio con i confini di Mahatma, che li abbiamo già fatti. Allora, richiede accordo commerciale. Benissimo, lo facciamo anche con la Danimarca, anzi no, con la Confederazione degli Huron che vengono dall'America. Benissimo, e adesso siamo stimati anche in America. Abbiamo una bella reputazione in tutto il mondo. E ragazzi, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, una nuova guerra, ma vera guerra questa volta, con le nostre unità che sono pronte. Qui abbiamo dei nuovi uomini che stiamo appunto per reclutare. Non abbiamo più soldi, ma questi ci aiuteranno più avanti. Allora, dichiariamo una guerra a Venezia. Dichiariamo guerra, chiediamo aiuto vediamo l'Austria adesso dove sceglierà di schierarsi. E la Spagna. Pronti ragazzi, questa è una guerra vera e propria. Forte, ricchi contro... molto più potente Venezia di noi. Dichiariamo guerra. L'Austria ci ha voltato le spalle. Benissimo. Però ci ha affiancato... Nell'attaccare un forte un ci ha affiancato Genova, meno male. Una resa onorevole. Se il nemico accetta, potrà abbandonare l'obiettivo. No, fortificazioni potenziate. Ragazzi, la battaglia dell'anno. La battaglia dell'anno. Andiamo avanti, assaltiamo Venezia col nostro esercito di 2300 uomini. Loro hanno 2700 uomini, pure 800, più le mura.